Eccoci qua. Siamo in diretta. Allora, un attimo solo che sistemo sempre le solite cosette. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Ancora non vedo nessuno, quindi se c'è qualcuno, se non vi saluto è perché non vi vedo. Allora, aspetta un attimo. Sto sistemando alcune cosette. Uno, se non vi saluto è perché... Vabbè, c'è già Davide, Mattias, Andrea, Ico, Gesù Cristo. Ciao Gesù Cristo, me lo godo. Just Matti, ciao Just Matti. Ah, dovevo anche chiederti una cosa, Just Matti, sul fatto delle quelle magliette che avevi pubblicizzato, là, sono affidabili, cioè sono originali, sono belle, perché volevo prenderne una, però volevo capire, insomma, come si dice, se erano sicure, ecco, se erano originali, perfette, tutto quanto. Volevo sapere questo, ecco, un attimo solo, non rispondimi, non rispondimi tra un secondo, che arrivo. Ok, un attimo, perfetto. Ok, adesso andiamo sul tablet, andiamo a godere sul tablet e vediamo la risposta di Just Matti. Allora, vediamo un attimo. Allora, il mio canale. Ok, adesso vedi 20 spettatori, madonna. Ok, allora vediamo un attimo. Vediamo se mi ha riscosto. Ciao Le Cadabra, Amedeo, Gabriele, Francis, Mattia, Luca, Gabriele, grande Davide. Ok, grande Just Matti. Comunque ho visto, mi riguardo i tuoi video sulla milanista, sono un po', come si dice, incazzato, perché per carità, noi stiamo facendo cagare, quindi è giusto anche, insomma, forse, ecco, magari contando tutti gli episodi, magari 6 punti in più forse li meriteremo, ma comunque lo stesso sembra una posizione scandalosa. L'Inter, che dire, il gruppo c'è, la solidità della squadra c'è, magari qualche punticino in più c'è, però alla fine chi vince ha sempre ragione e soprattutto, ripeto, magari come Rosa, Milan e Inter sono simili, però l'allenatore ha fatto la differenza e Spalletti ha creato un gruppo che in questo momento è super vincente, quindi complimenti. Il re degli scherzi, molto bene. Per un attimo ho letto Re degli schizzi, bene. Ehm... sì, già, ma sai già, vorrei anch'io fare qualche video così sul Milan. E volevo proprio che, oltre che le male, l'altra cosa che volevo chiederti è questa, fare qualche cazzata insieme magari sul Milan e Inter. Tanto, vabbè, comunque ne parleremo di questa cosa, devo prima riprendermi al 100%, dopo se hai piacere, magari fare qualcosa su Milan e Inter per prendersi poco sul serio, fare un po' qualche vaneggio, secondo me sarebbe una cosa carina, visto che comunque seguo un po' anche altri che fanno ste robe, non voglio scopiazzare o fare sfoghi come fanno tantissime persone. Però, visto che insomma di calcio un po' me ne intendo e lo seguo da quando ho 3 anni, mi piacerebbe magari fare qualcosa, visto che te sei simpatico, sei uno dei pochi interisti che comunque, insomma, obiettivo, va bene. Grande Re. Ciao MK, ciao Daniel, Andrew Mayweather. Vabbè, mi direi tu già, comunque ci sentiamo anche, insomma. Comunque per le magliette, bene, mi voglio prendere... Ok, ok, giusto, ok, ok. Allora, no, no, adesso ripeto, devo solamente sistemare un po', provo a giocare anche a Eurotrack che sicuramente mi sollecita di più la gamba e tutto. Una volta che sto bene si può partire. Tanto robe sfogo sul Mina posso farne finché voglio. Ma ascolta, già, toglimi una curiosità, cosa ne pensi di Donato? Di Donato inglese, perché cioè, è un personaggio, a me fa ridere, poi vabbè, quando ce l'hai con i cardi svolo, perché comunque ecco, io non sono un appassionato di cardi, cioè io amo gli attaccanti, ma sono un appassionato degli attaccanti vecchio stile, nel senso i classici attaccanti bomber. Allora, togliendo Sheva che è il mio idolo, ma è un giocatore completo, cioè onestamente penso che adesso non so se tu te lo ricordi, perché non mi ricordo quanti anni hai, però Sheva insomma rispetto ai cardi è 10 volte più forte. Però comunque togliendo Sheva che è il mio idolo, quindi comunque sono sempre di parte. Io amo gli attaccanti alla Van Nistelrooy, insomma attaccanti di peso, ecco così, Luca Toni, quindi Icardi comunque non mi piace come stile, però segna sempre, è un super bomber. Però io sono dell'idea che se Icardi lo metti su una squadra, cioè se lo togli dall'Inter, secondo me, da una squadra che comunque gioca per lui, non dico che è scarso, però non è neanche quel top player alla, insomma, gli attaccanti di adesso,
insomma, i top player di adesso, ecco, non so come la pensi tu. Ciao Raffaele, ciao SSL27, ciao Lorenzo. No, adesso il primo viaggio ce l'ho già, sì, partiamo. Allora ragazzi, siamo qua con un cambio molto ignorante, perché stiamo andando verso l'est, che l'ho seguito poco, eccolo qua, siamo mod con la neve, perché ho deciso nella stagione invernale di mettere la neve, come giusto che sia, o comunque il ghiaccio, infatti faccio un incidente al secondo. Oh, ciao Api. Eccolo qua, il nostro sponsor. Ma a sto punto Api, mettiti sponsor, fai prima, così sai che... cioè, sei lo sponsor del canale ormai, quindi puoi tranquillamente fare lo sponsor di quello che vuoi, diventi proprio il leader assoluto, che già lo sei a livello di sponsor. Sì, vabbè, ma è il personaggio Just comunque. Ciao Simone Perosso, ciao Lama Arancio. No, Just, sono curioso di sapere cosa ne pensi tu di Icardi, però se veramente... Cioè, per me i veri fenomeni dell'Inter sono stati Vieri, Ronaldo, Zamorano, anche lo stesso Milito, anche se Milito tra Genoa e Inter ha fatto sì e no 4 anni da fenomeno, quindi non è stato stracontinuo, però ecco, io vedo quelli come super giocatori dell'Inter moderni, dopo aver stato Klinsmann in passato, andiamo troppo indietro, però dei recenti, cioè per me Vieri, Ronaldo e Milito sono 100 volte più forti di Icardi. Vabbè, Djorkaeff però non era proprio attaccante Djorkaeff. Ah beh, sì, Ibra però è stato poco, Ibra. Vai, andiamo, sì, avete ragione ragazzi. Boh, guarda, non so se vi piace sto Scania Romania. Allora, togliamo via però gli avvelenati che mi stanno già rompendo i coglioni. Vai. Allora, la tappa di oggi. Aspetta un attimo. Dobbiamo andare a Praga, siamo partiti da... cazzo siamo partiti? Da Venezia. No, da Venezia, mi ricordo dove cazzo siamo partiti. Vabbè, da che parte siamo partiti. Ed andare a Praga comunque, mancano 121 km, poi ne facciamo un altro. Sì, infatti. Sì, se vuoi c'è una modalità sponsor, non so come funziona onestamente, quindi non saprei dire perché non so un cazzo di ste robe. Siamo in 43, mamma mia. A sto punto se... No, sto scherzando, però ti ringrazio. Dopo dovrò capire come prendere quei soldini, perché ancora non lo so, però... Intanto sono là e va bene. È una mod, scrivete sul workshop Snow e trovate questa qua 5 stelle, è la migliore, però ragazzi anche la fisica dovete scaricare, ma ho già il camion distrutto, aspetta, faccio vedere subito. Così 6 di danni e 8 il carico, quindi praticamente ho distrutto tutto. Molto bene, praticamente non faccio un cazzo di soldi, però va bene. Ci siamo sulla neve ferma con Steve, ci saranno le Olimpiadi invernali, torneranno ragazzi, le Olimpiadi del Cuba. Aspetta, scusa, però questa devo leggere, aspetta un secondo. Sì, concordo, Just. Sì, ma non posso dire che è scarso i cari assolutamente. Solo che diciamo che si è creato anche un personaggio che anche magari uno che si allena, che fa, perché lo vedi che è uno serio, però purtroppo per colpa dello zoccolona di Vandanara e un po' per il suo personaggio un po' pazzo, secondo me si è creato a volte di... Cioè certi giocatori, anche i tifosi dell'Inter non lo sopportano per questo, secondo me. Però vabbè, insomma. Ecco Terence, ciao Terence, ti ringrazio ancora. E quando ci sarà anche la terza faccina si gode. Ah, canone. Ciao Alessio Napoli. Aspetta che adesso faccio gli incidenti. Oh, incasso. Oh, Iana ha preso 14.000 euro. Oh, praticamente investito solo su Zoccolone. Manca però Poleiman. Michelotto c'è. Darkstar, mancano qualcuno. Vediamo, speriamo. Fare qualche vaneggio, però... Cioè, se io freno ma va pianissimo. È difficilissimo, guardate qua, c'è la Zocco, la solita rumena, e abbiamo l'aspirina per ci droghiamo un po', abbiamo qua una Amazzone, un po' di snack, l'acqua, sigarette e una radio un po' grezzotta, sotto quello tutto perfetto proprio per un viaggio sotto la neve. Se nevica non si vede un cazzo, lo dico già, Aspetta che è difficile un po' leggere la chat. Catroia. Sì, lo so che si può aggiustare, ma ormai non ho palle. Occhio. È bello questo, mi piace. Viator Vector, mai visto questo, bello. Aspetta, devo mettere il Tom Cruise Control perché sono cazzi. Porca mia, non vedo la fior DLC Italia già comprato oggi su Insta Gaming. Flash Simulator l'ho preso con l'edizione su CD ancora nel 2006. Però ce lo giocavo
Va bene, non è che adesso gioca bene, però comunque lo giocavo ancora peggio. Ah, Lubiana, Slovenia, figata. E adesso... oddio. E adesso invece ti ho preso su Steam quando è uscito e dopo ho rimesso tutte quante le mod, tutte le robe. Ma sopporterò, penso che a giorni ci sarà Flight Simulator, Bomba. Ecco, Michelotto è partito, sì, l'ho messa la neve. A questo punto ho deciso di fare, diciamo, da novembre a marzo neve e da marzo a il novembre successivo sole. Dopo chiaramente penso, ecco, la mod dell'Italia chiaramente la levo perché non sarà compatibile, sicuramente dovranno fare le texture anche per quella parte là e comunque voglio godermela con la texture ufficiali. Però intanto qualche vegeto sulla neve ce lo spariamo, insomma. Siamo in 40, incredibile, siamo più qua che su Football Manager d'altronde. Stava lui. Guarda, veramente stradine difficili per andare a Praga, veramente. Il diavolo sveste Praga, ve lo consiglio, è un film molto di cultura. Che figata, però ragazzi, però ragazzi dovete ammettere che il Cume ha stile. Aspetta, non nel guidare no, però nel fare i camion ignoranti sì. Per cambiare le livree non è difficile, nel senso, su quelli di default è semplice, nel senso basta praticamente aggiungere quelle sui file, quelli... sparo valentissimo adesso. Cioè, praticamente devi aggiungere sui file quelli là dove c'è scritto tipo il nome della compagnia, robe così, quei file... non mi ricordo il nome, porca miseria. Aggiungi quello, ma è tutto scritto sul blocco note. Mentre se metti quelli standalone, sei a posto. Guarda che piano, fai la neve? No, non ci credo, ciao, figata. No, non ho fatto una bella idea in curva così. Porca no, meno male, culo come indiano storico. Simone, manca sì il Pro Club, però... Guarda, su PC devo dire che i giocatori di foot costano il triplo. E c'è poca gente, quindi poco mercato. E forse il prossimo anno, per Play non lo so. Però a Natale mi regalo l'Xbox X, forse lo prendo per Xbox. Prossimo anno. No, io sono Scania, tutta la vita Scania, per me lo Scania è il camion, Io adesso qua vi ho spiegato l'altra volta, poi vi faccio vedere gli altri camion, cerco di fare tipo, non so, ho il garage in Italia e là metto solo gli Iveco, ho il garage in Olanda e prendo i DAF, ho il garage MAN in Olanda, prendo... no, MAN cos'è Olanda? No, Olanda, no, forse Germania, MAN, non mi ricordo come cazzo si pronuncia. Poi vabbè, Mercedes l'ho messo anche in Inghilterra, ho fatto diciamo Germania e Inghilterra perché comunque... in onore di Gigione Hamilton, Scania e Volvo in tutti i paesi scandinavi, in Francia Renault. Voglio far così, però per me Scania è tutta la vita, me lo godo proprio. Lo so Paul. Eccolo qua, è arrivato Heyman, signori, è arrivato Paul, è arrivato il porco di Paul, un uomo, una leggenda. Ciao Marzulli, dai, insomma, non c'è male. Ciao Federico Bray. Ci sono state giornate migliori, ma ci sono state anche tante giornate peggiori, quindi va bene così. Vado piano qua perché devo leggere anche un po' la chat. Certo che seguo il Venezia, infatti ieri, sabato abbiamo perso come dei polli, porca miseria. Capo di merda. Ma siamo vicino dove? Qua? No, proprio non esistono città qua, vabbè. Sì. Sì, tornerò in Svezia. Allora, poi i camion ci sono, quindi potrei anche andare là a rompere un po' i coglioni alle svedesi. Un solo cume si alzerà, questa strada fa schifo, la. Dove siamo? Siamo nelle terre perse qua proprio. Ma non mi esprimo su Gattuso, Poiretto, lui non poteva dire di no, ma farà la fine di Inzaghi a Seedorf purtroppo, quindi... Un po' male. Guarda il ghiaccio, che spop. È fatta bene però, Mi piace come grafica, chiaramente è fatta in maniera amatoriale, però me la godo sinceramente, non il canale. Visto che, insomma, il me lo godo è una terminologia comendiana usata nel lontano 2006.
Non lo so, la 1.30 secondo me uscirà un giorno prima di... secondo me escerà giovedì, se venerdì esce il DLC. Esce venerdì, quindi probabilmente il DLC... sì, l'aggiornamento 1.30 uscirà giovedì, secondo me. Ciao, a Montella hanno fatto bene esonerarlo perché ormai la squadra non lo seguiva più, nel senso la squadra fa schifo. Montella ormai non aveva più le idee chiare, mi ha fatto anche bene, però il problema è che secondo me devi cambiare Montella a inizio anno. Io spero incontri il prossimo anno, però la vedo dura, dobbiamo pagarlo tanto e lui pretenderà campioni, cioè no, sti rincoglioniti, per carità sono buoni giocatori, però servono almeno 2-3 giocatori veramente fenomenali. Spendi 300 milioni, fai un altro debito e vaffanculo. Ricordatevi, nel calcio di adesso, più spendi, meno spendi. Spendi tanto, poi vai in Champions, vinci qualcosa, li recuperi, come ha fatto la Juve, cazzo, come fanno tutte le squadre normali. Solo che il Milan adesso il fair play finanziario vale solo per il Milan, cioè. E per l'Inter, perché anche l'Inter ha avuto una multa, mi sembra. Ciao MK993 dopo. Sì, vabbè, ma è chiaro che lo deve dire, ma non è così. Sì, Grande Venezia. È già uscita, sì, la 1.30 è uscita la beta, però. Beh, Napoli forse sì, ho tolto chiaramente la mappa dell'Italia perché stiamo aspettando quella nuova di venerdì. Però se ci sia Napoli nella versione, cioè, spero proprio di sì, cacchio, se c'è la Sicilia. Io spero che ci sia Firenze, Napoli, Roma, cioè ce ne sia per forza, c'è le città, diciamo, più importanti dell'Italia. È un po' pericoloso col ghiaccio. Guarda come ho slitto di brutto. Carburante, ce la facciamo. E sono quasi arrivati in realtà. Cazzo, scusate raga, non vi leggo. Sulla Mario. Ma la Mario che sboccia, non riesco mica a farla partire la Mario. O la Mario, cioè devo togliere tutto, siamo in Repubblica Ceca intanto, o devo levare qualsiasi altro DLC. Salviamo intanto. O non lo so, perché proprio la Mario non va. Non mi va. Anch'io dopo li faccio vedere i camion. Dopo o ne compriamo un altro o se volete. Io vorrei stare qua perché ho sbloccato pochissimo dell'est europeo. No dai, non facciamo messaggi contro Napoli. Scorpione all'1.30, bravo. Ma c'hai la beta vecchio o hai il... cioè non puoi... non mi ha scaricato niente a me, che qua sto tagliando come un porco. Madonna che strada. Però c'è poca gente, beh, dato queste strade qua saranno strade della Repubblica Ceca non trafficate. Non offendiamo, dai, stiamo buoni, tranquilli. Oddio, no, vado veloce, è finita. Mamma mia, meno male che ho inchiodato, cazzo. Belle però veramente Eurotrack, ce lo continuerò a dire all'infinito, l'SC... Vabbè, quelli là, insomma, l'SCS hanno fatto un giocone. Oh, Gigi Palla, ragazzi, un attimo di attenzione, Gigi Palla. C'è Gigi Palla, signori, grande Gigi. Tutto bene, grazie. No, cazzo, per guardare Gigi Palla, vaffancuore. Ah, la beta, ok. La Mario, non riesco a scaricarla però, la Mario. Cazzo, il camion dilaniato. Guarda, prenderò 2 euro di sto... Piano perché c'è una brutta discesa. Frena. Brutta curva, brutto tornante questo. Mamma mia. Che bello però. Veramente bello. Ciao Tommaso, beh, bene, cioè nel senso Montella deve andare via ormai, ha fatto il suo corso, però Gattuso ho paura, insomma, ve lo ricordate Seedorf e Inzaghi, ecco, quella è la fine, penso. Spero di no, chiaramente, da buon milanista, però. Oh, un solo grido, si alzerà, c'è tanta neve, la.
No. Beh, Gattuso è stato un grande del Milan, ragazzi. Perché voi forse siete, non so quanti di voi hanno insomma, se qualcuno ha 18-19 anni ma ne se lo ricorda poco, però Gennaro Ivan, signori. Ok, però sento poco Eyman, sento poco Michelotto, anche il nostro Api, dov'è la Picella? I grandi leader. Si è oddio. Passaggio a livello. Tu sei curioso di andare da passare lo stesso e vedere cosa succede, però non lo faccio. Penso che c'è la distruzione del camion. Bello. Che faigonata. Guarda quanti camion c'ho dietro. Però sto camion è veramente... me lo godo a cannone. Con le gomme... Cazzo di gomme ho messo? Alle... Continental ho messo. Mi sembra. Beh, se arriva a Sheva basta, possiamo perderle anche tutte, io sono tranquillo. Sì, si gioca col volante. Quando arrivo a Praga devo dormire e sistemare il camion. Assolutamente. Dai, vecchio, su. Beh, l'Alfa Romeo in F1 non è male, però... Cioè, non so con che risultati, sinceramente. Vabbè, prima o poi arriva Paul. Che volante ho? C'ho il Driving Force GT, un volante tranquillo che uso però solo per i simulatori, non per Formula 1, perché su Formula 1 non mi ne fa un cacchio con il volante. Su Steam sono Comenda Veneziano. Comunque ragazzi vi consiglio, se volete c'è la pagina Instagram del Cume dove potete seguire le vicissitudini del Cume nella vita reale, cioè sono ancora più pazzo della realtà. Comenda-Veneziano Instagram, su Telecaz, cioè Telegram, Comenda Veneziano per sapere quando c'è la live. Su Steam sono Comenda Veneziano, su Origin sono Doge Veneziano 88. Qua il numero di carta di credito 402317. Centimetri del pacco indefiniti. Ecco, questa è la mia descrizione. Seguitemi pure, volentieri. Occhio. Facebook ho il nome personale. Se mi trovate buono, però non vado a dire il nome, cognome così, ma no perché c'è privacy e robe. Però mi trovate comunque, basta che andate sul guardate un video di Formula 1 e guardate subito il nome e cognome. No, ma se no che Eurotrack è, Federico? Poi sto leggendo, non è che, cioè, non sono forte a guidare, però se leggo la chat è dura andare dritti, cioè, quindi io faccio il possibile, ma sono un gondolaro, lo ricordo. Lo so, Ciccio, adesso devo provare lo multiplayer, lo provo con il buon Terence, con Mito e con loro, voglio provare l'avventura dell'online. Oh, tranquillo Giancarlo, tranquillo. Oggi ho spacchettato 50 euro di foot. Ho 50k di profit. Ora sono incazzato nero, basta. Farò forse uno spacchettamento a Natale con voi, però veramente per carità ho avuto abbastanza fortuna finora, però non esiste su 50 euro. Il miglior giocatore che trovo è... chi cazzo è? La Koscielny, Van Dijk, Morata e Suor Paola, cioè non esiste. Sì, a me piace l'offline. Quando sono offline da solo metto il mio iPod, mi ascolto la mia playlist. La prima canzone della playlist è Come Dolce Paul, tratto da Paul Heyman. Come dolce Paul Heyman, come dolce Paul. Grande Giancarlo. Lo so Paul, se vado dritto, se non vado dritto è perché sto leggendo voi. Non mi fido di dormire adesso, cerco di arrivare, ormai sono arrivato, tanto dopo troverò un cazzo di letto a Praga con qualche bella ragazzina di 25 anni.
PC ce l'ho. Allora. Ciao Zincaro, ecco, è morto qualcuno, ma c'ho per leggere Zincaro. Ma poi se 10-15, ma Dio madonna. Vabbè, lasciamo perdere, no, cioè non posso, Dio. Lo so. Ma porca miseria, vaffa. Zincaro, ti voglio bene, ma sono morto per colpa tua. Vai. Mai fatto di tanti incidenti così, sì, non è vero però. Ciao Giuseppe. Porca miseria. Guarda, ci non hanno messo. No, ancora. Ciao Giuseppe. Zincare e Giuseppe mi hanno ucciso. Bene, benissimo. Molto bene. Comunque con la neve è difficilissimo, raga. Con la neve è impestato. Devo spendere i soldi del. Ma vaffancuore. Vabbè. Oh, comincia a nevicare. Sì, Zincaro. Cioè, l'effetto neve è molto bello, molto bello. Nevica, nevica. E il cume si è ammazzato per Zincaro. Visto Federico? Che bravo. Ciao Luigi Mastro 5, cosa pensi della stagione della Ferrari? No comment. Niente, come al solito l'abbiamo presa in quel posto. Per colpa di Vettel, mi dispiace, ma non esiste che a Singapore fai così. Se stai lottando per il mondiale, sei in pole position, non rischi così. Verstappen ha fatto bene. Avrei fatto lo stesso io, cioè sono là in mezzo, cazzi vostri, cioè io non lotto per il mondiale, non può spostarsi. Vettel piuttosto lascialo passare, va bene che secondi, in quel momento andava bene che arrivare secondi, un deficiente, proprio Vettel a me non piace, come non piace Raikkonen, mi dispiace, ma Raikkonen ormai, cioè mi piaceva da giovane sì, ma adesso ormai basta. E Vettel proprio, cioè, non mi va, non mi è mai piaciuto, freddo, faccia da culo, mamma mia. No, l'ho messa io solo nei mesi invernali, quindi da novembre. No! Ma porco, ma va a fartelo smettere in quel posto. Ma dove che. Sì, Praga esplorata, bravo, bravo. No, adesso devo un attimo giocare più serio, cioè, perché sennò veramente non prendo un soldo, il bibitaro. Ma dov'è la città? In mezzo alla galleria? Io lo so, Eurotrack con l'acciacco in live è impossibile. È impossibile, no. Dove cazzo devo andare? Non di qua. Ma vaffanculo. Adesso devo andare a sistemare il camion. Se non c'è un'officina mi incazzo. Ok. Prenderò 10 euro. Vado in Peritas, brega, per carità soldi ne ho però. Vai, manovre di un comendiano gondolaro. Non si può dire niente a questo cume. Tollerabile secondo me. Tollerabile, lo sapevo. Io ho perso 8. Cioè, come non aver fatto il viaggio. Grazie. Ciao. Molto bene, molto bene, molto bene. Ne facciamo un'altra qua, poi se volete cambio camion. Lo so, Terence mi accontento, chi si accontenta gode. Allora andiamo vicini, che voglio esplorare, vedete l'Europa. Non ho fatto quasi neanche il centro Europa, però proprio l'est zero proprio. Allora vediamo, ora Salisburgo, anche no. Bratislava. Grazie. Grazie, l'ho visto. Stuttgart, no. Mannheim, Malmo, Hamburgo, no. Allora andiamo qua. Ci sbattiamo a Bratislava. Sono 431 km. Sono serbatoio da Praga a Bratislava. Loro, ciao. Vabbè, adesso dobbiamo andare. Siamo in 45, ringrazio tutti. Adesso dobbiamo andare. Prima mettere a posto sto stronzo di camion. Ammazza, 85 km devo fare per andare a prendere.
Allora, vediamo dov'è la roba. No, devo andare a Praga? Come cazzo vado a Praga? Spero che possa girare. Devo andare in centro città. Salviamo. Se posso girare a destra, volentieri. Ok. Sì, ciao, ciao, ciao. Cioè, guardate cos'è sta cazzo di neve. Devo frenare 6 anni prima. Manovre comediane. Senti che cattivo. Ciao Emiliano di Bari. Dai porco, dai, dai. Ok, andare piano, fino al piano. Poi quando nevica ancora peggio, cioè è pazzesco. Ci ho scaricato un sound. No, vedi, non riesco a tenerla, non riesco a tenerla. Poi mi è andata bene, non riesco a tenerlo. Che vado Town Cruise a 33 all'ora. Non ho ancora visto il cambio logo, non l'ho. Aspetta, questo mi ho trovato impreparato. Ciao Pirchio, se mi ricordo bene. Riesco a leggerti bene perché siamo in 50. No, non ho la 1.30. Ho paura che lo perdo il viaggio però. Non posso, ho fatto la cagata. Devo prima dormire, pirlone che sono. Cioè non c'è un'officina a Praga? Cioè. Ah no, ok, per fortuna. Ciao Matteo. Tanto ricordo sempre perché è arrivato adesso, per sapere quando ci sono le live del Cume. Telegram Comenda Veneziano, Instagram Comenda_Veneziano e il resto non me lo ricordo. Ok, allora. Vogliamo in contromano, che sfiga, oh. Mi passa proprio la macchina qua. Numeraccio, obeso, ciao. Vabbè, se arrivo in ritardo non me ne frega niente, devo dormire adesso. No, guarda! Trop, visto? Cioè, è pazzesco. Non frena. No, la radio kiss kiss. Ma che cazzo? Ho ancora le radio. Stop. Ciao. Allora. Dormiamo. Beh sì, con Halo è la vergogna delle vergogne, Halo, ma quello non ne vega più. Adesso dobbiamo andare a prendere. Dobbiamo andare a prendere le. Devo andare in officina, però l'officina dove cacchio è? Ah, dall'altra parte. Dobbiamo arrivare. Ce la faccio mica. Sono stato proprio attento che sto distruggendo il camion, Dio Cristo. Aspetta, sto leggendo. Non devo dire solo l'età. Che cazzo devo usare, Fiori? Io sono un gondolaro. Cioè, io sono un gondolaro, non guido neanche la patente. Penso che non so cos'è dopo il retard. Cioè, un retarder di mente? Cioè, forse quello sì ce l'ho. Ok, officina. Vabbè, che meno male che ho soldi. Formula E no, non l'ho seguita. Non mi spiega, cioè, da ignorante della materia, perché Formula E non l'ho mai seguita. Le poche volte che l'ho vista mi sembrano che le macchine siano ferme. Ma ripeto, l'ho seguita solo mezza volta.
Ma io il freno, ragazzi, io c'ho il pedale, cioè io freno col pedale del freno, cioè non è che ho altre robe, fioi. Non ho neanche più carburante, non va bene. Non ce la farò mai arrivare in tempo, però vabbè, no, veramente un disastro. Andiamo piano qua in città perché stiamo rischiando un po' troppo, Serve una lì, sì, serve una specie, sì, serve anche per la gondola. Ah, non è che non mi sono neanche accorto. Niente, poi veramente lei dura con Eurotrack e la diretta, però poi pur di vaneggiare, ma perdo anche soldi, che se tanto sono soldi del gioco, che me ne frega. Sì, diciamo che il Formula 1, cioè il Formula 1 vera è quella cioè, che piace a me fino agli anni 80, hanno tutto 90 e i primi 2000. Come andiamo piano, stiamo già troppo veloci per i miei gusti. Ecco. Vai, 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 vai. Non lo so dove sono le lucciole, non lo so. Devo mettere il DRS qua sul camion, sarebbe figo, sì. Allora, 87 km. E devo tirare perché sennò non arrivo. Madonna, come mi sono ridotto, ragazzi. Cioè io così freno io freno col pedale del freno, cioè, sì. Non ho mai avuto altri pulsanti, retarder, in altre robe. Sì, sto un po' meglio, dai, diciamo che sto un po' meglio. Lunedì prossimo devo tornare al lavoro dopo 2 mesi. Sto un pochino meglio, dai. Ciao Giancarlo, è tornato. Ma sono una pippa con le marce. Cioè, non vedo una sega, però non posso mettere le... Mi inchiappettano se metto gli abbaglianti. E la miscela grassa, la miscela obesa. L'obesotta, l'obesotta. Un solo grido si alzerà. Voglio vincere il mondiale con la Pantera. La la la, sarà dura, sarà dura. Ma il Cume può tutto. Deve essere un altro trofeo al canale del Cume. Fai vincere con un livello di difficoltà per me elevato. 90 su 110 per me è un livello di difficoltà bello cazzuto, e vedere insomma se riesco a tentare l'impresa. No, non guido, non ho neanche la patente, mai guidato, non ho la patente da buon veneziano. Ai ai ai. No, deserto del Sahara qua, con la neve alle 3. Oddio. Sempre io li becco i treni. Eccolo qua. Vediamo se vediamo il trenino. No, Epic, cosa ha fatto? Cioè, Epic Face si è incastrato nel rotaio, che credo, vabbè. Ma vaffanculo, già 1%, ma vai a fan brodo. Ma per guardare il treno, mi vado a spalla. Sono un figo, cazzo, c'è poco da fare. Frontale colloso, sì, ma io non riesco, o leggo, o io... Cioè, scegliete voi, o leggo meno e cerco di guidare in maniera più seria, o... Cazzo è sta roba?
Oh no, ok. Tira Kume, tirala. La rischiamo. Ok. Il Kume sulla spalla. Ai ai ai. Così vi divertite? Vabbè, ora andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Questo è un video un po' vecchio stile, un po' il Kume dei vecchi tempi. Vedo un cazzo. No! No, no, ciao. Ciao strada, ciao, ciao, ciao. Mamma mia, ma perché ho messo sta mod della neve? Cioè, non è che fa l'idea come cazzo fa. Ma porca. Sentilo, sentilo! Ciao strada, ciao. Dai vecchio, dai, arriverò non so che ora, probabilmente non lo farò mai sto carico, però vabbè. Almeno vi guardate il camion, cioè ripeto, il Kume non riesce a guidare e a leggere la chat, però fa i camion ignoranti. Cioè, ma dove stiamo andando? Mi fa paura questa strada. No. Devo andare in una cava. No, Fioi, di una cava di no. Spero di no perché è finita, Fioi. No, basta. Siamo qua 3 ore, Fioi, ve lo dico. No, la cava di notte con la neve. Cava, no. No, Fioi, hashtag. Hashtag cava più notte più neve uguale cazzi amari. Anzi, uccelli senza zucchero. Un hashtag lungo, ma chi se ne frega, lo voglio. Quindi, allora, cava più notte più neve uguale uccelli senza zucchero. No, fiori. Taggatemi anche su Instagram. No, fino a che credo. Vediamo chi è capace di fare quell'hashtag, impossibile. Senti il rumore? Che figo rumore! No! Non lo tengo! Non la tengono! Incredibile! Fiore, non la tengo! No, vabbè. Non si tiene, non si tiene. No, ma che cazzo. Poi devo togliere la fisica perché è impossibile. Cioè... Lasciamo solo, vediamo se... Perché veramente è impossibile. Grande Zincaro. Ah, sono impiantato. Ma vaffanculo. Ma non posso, cazzo, ma non posso. Cioè, basta, lo devo annullare sto carico, ma vaffanculo. Imberlato il Kume. Ma guarda come se la godono, guarda. Dai, puttana, dai. Niente, da fare. Ah, c'ho il coso, è proprio impensabile. Non che credo. Ciao Agostino, che credo. No. Colin McCrearelli. Ce la devo fare, cazzo, io sono il Kume può tutto. No, il Kume non può un cazzo. Per chi è qua nuovo, benvenuti nella live del Kume. Basta, è impiantato il figlio di Troia. Allora, ragionamos. Lo frego! Lo frego! E mangiami l'uccellone. Mangiami l'uccellone. Adesso però calma, freno e tolgo la fisica. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Sì, il lavoro, vabbè, arriverò in ritardo, ma chi se ne frega. Sono che... Allora. Profile. No, tolgo, non ce la posso fare. Cioè.
Ciao Giovanni, ce l'ho fatta, però godo come un porco. Allora io penso sia questo il problema. Teniamo la grafica, però Winter Physics Mode, questa, ciao brother. Ciao amore. Beh sì, grandissima impresa, Fioi. Aspetta, leggo un attimo il... No. WhatsApp. No, non c'è... La mia amorosa ormai mi ha lasciato, bene. Ok. Su Facebook non c'è nessuno, ciao. Ok, adesso teoricamente spero di avere solo la grafica, ma non la difficoltà impossibile, perché è impossibile. Cioè, è proprio impossibile. Guarda che figa, però, dai, però, datemi soddisfazione, è bello il camion, dai. Adesso dovremmo andare tranquilli, spero. Cazzo, aspetta, oh. Sì, ma adesso c'è il problema più di... No, no, qua ho tutto, lampeggianti tutto, questo mi serve. Adesso so cazzi però, eh. Ho bisogno di tutto qua. Mamma, da piangere. Odio la cava. So che invece il mito ama le cave, non so che cazzo. Oh, grazie Alessandro, grazie, ti voglio bene. Almeno quello, almeno quello. Qual era il carico? Non c'è più, no, Fioi. No, ma porca puttana, era chiaro. O non è questo, aspetta, forse ci sono più carichi. No, solo questo. Ci sono altri lavori, ragazzi, o solo qua, in entrata? Eh sì, non l'ho perso, ho perso il lavoro, ma vaffanculo. No, 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 mi interessa, cambiamo... Grazie. No, 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 Fioi. Tornerò più avanti nell'est. Decidete voi il camion, ne ho tanti. Quello che vi piace di più a votazione. Gestione camion. Allora, vi prego, camion decenti come velocità. Grazie. Sì, ma perché ho voluto fare insomma il camion dell'est. Allora abbiamo il Volvone. Vi spiego un po' dove posso, che tappe posso fare con la zoccolona di Susan. Ve lo faccio vedere. Allora, questo è a Göteborg e fa tappe al nord. Però guardateli tutti prima ed è così, insomma, un interno con Yoda. È così, ecco, questo è il camion, ve lo faccio vedere, questo è semplice, ho fatto anche camion semplici perché certi li ho fatti all'inizio, quindi avevo meno robe anche. E ok. Guarda, ne ho tanti, anche se volete al nord ne ho altri, quindi aspettate prima di decidere. Poi c'ho il Renault Premio, questo mi sta sul cazzo, sottoscelano questo. Di Napoleone, uno dei primi che ho fatto, eccolo qua. Non è bruttissimo secondo me. Questi sono gli interni. Li ho fatto con Fallout, Michelin, l'orsetto e le schifezze. E ok. Questo fa le tappe dalla Francia, chiaramente. Poi c'è questo, però l'abbiamo usato forse l'altra volta. No, però questo sì, sono camion semplici. Ecco, ora Paul, non ascoltate Paul. Questo è un DAF, uno dei primissimi che ho fatto, anche questo c'è un po' di Mario. L'ho fatto un po' perché mi piaceva solo Mario, forse all'epoca, basket, un po' così, un po' curioso, però vabbè. Insomma. E questo parte da Amsterdam. Eh, Sì, voi ecco, voglio un parere, insomma, ho cercato di farli i camion un po' così. Quelli italiani sono i più brutti, purtroppo. Questo, cioè, anche la gondola, che non ho messo la gondola, questo è proprio uno dei primissimi in assoluto che ho fatto, questo, eh. Questo è uno dei primi in assoluto. Ho messo il puttanone vicino, guarda che roba, ciao, guarda le tettone, bene. E, vabbè, chitarrina, roba così. Questo parte da Venezia. Poi DAF 105, questo l'ho già fatto, forse questo non mi ricordo più qual è. No, neanche questo, quello dopo.
Questo parte sempre da Amsterdam, eccolo qua. Anche questo è uno dei primi. Che gomme ho qua? Continental. Eh sì, le Continental. Ok, qua ho messo questo carino. L'interno avevo già più roba, qua infatti è un po' più carino. DAF. No, allora è l'ultimo, questo qua, no, questo qua, ecco, sì, è giusto, era questo qua. Questo è proprio il primissimo, forse, proprio con pochissima roba, infatti semplicissimo, però li voglio tenere per far vedere anche l'evoluzione del Cume, da essere un artista di poco conto a essere un super artista con la famiglia, qua vedi, qua c'è l'amante, la moglie, il bambino gay, e io medesimo, però il bambino è gay, quindi insomma, purtroppo così. Qua c'è i Kleenex per quando lei, insomma, mi giocherella con il pacco. Questo sempre da Amsterdam. Poi l'Iveco. Questo qua, questo è quello veneziano che ero tanto contento, ma poi quando ho visto il risultato mi ha fatto schifo perché proprio non mi piace sta livrea veneziana così. Ho sempre la fanciulla. Eccolo qua. Anche questa è una bella, bella roba, però il cambio non mi piace. Anche questo parte da Venezia. Faccio vedere tutti così. Dopo i Mercedes, questi sono tutti a Londra i Mercedes. Questo eccolo qua. Ecco, a me per esempio le livree così, delle bandiere mi piacciono, quella scozzese, irlandese, poi le vedete tutte, insomma mi piacciono tutte sinceramente. Questo è così, eccolo qua, un po' di qua, un po'... c'è già un po' di roba in più. Questi tutti da Londra. Ciao Giove07, sì. Questa guardate che bella che è, madonna, ciao. Questo io lo amo tantissimo, io amo l'arancione, questo mi piace troppo, con le gomme arancio, i cerchioni arancioni, questo mi gasa. Vado a metterci un po' di luci, li aggiornerò, certi. Eccolo qua, qua abbiamo sempre lei, tutto questo proprio tema irlandese, e questo parte da London. Una volta, sono quasi finito, FI. Dopo abbiamo il camion Tirchio, quello scozzese. Eccolo qua. Questo è un camion che a me personalmente piace, è chiaro che non può piacere a tutti, però a me piace. No, ho sbagliato. Questo è l'interno, più semplice, un estintore se in caso vuole ammazzare qualcuno, un Minions che si attacca. Accendiamolo, ecco, questo stile qua mi è piaciuto, diciamo lo rendono un po' originale, vediamo anche i pareri vostri. Poi abbiamo il Mercedes, questo è proprio dell'Inghilterra, eccolo qua, con la livrea un po' così, un po' gaia, violino, lilla diciamo. Eccoci qua, con gli interni. Ho messo sto volante qua per provarlo, non mi dispiace, certi camion ci può anche stare. Qua abbiamo una che legge i libri, abbiamo una culturata, ma intanto noi gli presentiamo il manubrio. Dopo abbiamo questo che è bello ignorante. Grazie Romano. Guarda che è il prossimo camion, o se volete facciamo un camion rosa, cazzo, facciamo un camion for Sinde, se volete lo facciamo. Eccolo qua, questo molto bello, secondo me uno dei più belli, cazzo, che ho fatto. Anche se il più bello secondo me arriva dopo, con le luci qua, ho cercato di differenziarli un po' tutti. Eccoci qua. Poi abbiamo il Volvone, forse quello della Siga. Yes, questo è storico, della Siga, stupendo, ho messo i colori così. Questo mi piace un casinus. Luci così. E qua chiaramente ho messo un po' di roba. Super Mario, Commodore, CD, ciao. Dai, ci facciamo il Mercedes Force India se volete. Se volete, diamoli tutti. Questo è molto bello, questo è però lo Scania, c'è una roba devastante. Cioè. Questo è molto simile perché c'è Scania con questi aggiornamenti qua è stupendo. Questo proprio lo amo, cacchio. Questo proprio lo amo a cannone. Ci può stare, ma io volevo fare PES. Non temete che ci sarà PES con Poleiman, Michelotto, Apicella. Facciamo un toto nomi, mettiamo 11 nomi e faccio la squadra.
La metto sul Venezia e cerchiamo la conquista della Serie A. Però ho bisogno dei nomi, anzi quasi quasi a fine live, questo è molto bello, secondo me prendo i nomi già. Scani ancora, bene, qualcuno più bene. Questo è Vichingo, ragazzi, anche questo con i contrasti così, qua l'ignoranza allo stato puro, questo è più semplice davanti, però tanta roba, tanta roba. Ecco, qua un po' di Star Wars, amo leggermente Star Wars, infatti aspetto con ansia il 13. Qua c'è il pallone degli europei, ciao. Vabbè, non sapere. Sì, sì, ci sarà beh, ci sarà anche il mod, ragazzi, cioè, raga. Questo è uno dei miei preferiti, molto semplice, ma è un DAF veramente che io amo. Eccolo qua, questo non so, mi piace veramente una cifra. Proprio io amo l'arancione, quindi questo proprio me lo godo a cannone. Ecco, ho cercato di mettere un po' di arancione, la rasoia della barba, così tanto per cazzeggiare un po'. Ok, Nutella. Ciao. Dopo c'è sto qua, non me lo ricordo più. Ah, bello anche questo. Forse, ecco, come colori così argentato mi fa impazzire a me. Eccolo qua. Questo norvegese, super cattivo, con i minions, con il computerino scarso, con Playboy. Ok. Dopo prendo i nomi. Daniele, gli Scalia nuovi non li ho visti. Questo qua Renault in onore di Alfonso. Sempre qua su Certi ho fatto il contrasto delle ruote, è una roba che mi piace troppo. Questo è una classicata, insomma, la classicata come indiana, cioè c'è sempre la classicata, sempre zoccoloni al seguito. Torre Eiffel. Iveco, no, no. Iveco, questo è l'ultimo che ho visto nel video. Questo, insomma, ha cercato di fare il possibile, ha messo le bandiere dell'Italia, il tricolore così. La bandierina, molto semplice. La pizza. Darth Vader. O Fener o Funer. E questo è l'ultimo. Sì, lo so, ma le bette non le scarico. Ah no, questo ce l'ho io, quindi non lo faccio, vabbè, l'ho già fatto vedere. Allora ragazzi, se volete, ci compriamo scegliete voi il tipo di camion e lo facciamo Force India. Lo facciamo rosa Force India, non so come, però lo facciamo. Se volete i soldi ci sono, ci spariamo un super camion. Allora, dove lo mettiamo però intanto? Perché garage qui. Vediamo quale volete, se ne volete uno o di quelli là o volete il rosa Force India. A voi la scelta, vi aspetto. Allora, intanto lo scozzese ha un voto. Panterone e Terence. Ah, ok, Lorenzo. Aspetto l'aggiornamento ormai. Pantera. Ok, il Renault Premier, però la Pantera sta vincendo, eh. Pantera. Pantera, la Pantera, sapevo. Però che modello della Pantera? Volete Pantera DAF, Pantera Iveco, Pantera Men, Oman, Pantera Mercedes, sarebbe la più normale dato che comunque la Force India è motorizzata Mercedes, Renault Trucks, Scania, Volvo e DAF. Ok, la Force India vince, però intanto, se mi permettete questa magheggiata, adesso noi lo facciamo, però io vado sul sito, che voi non potete vedere, vado un attimo sul sito e potrei già chiedere magari a qualcuno se mi fa lo Scania con la livrea Force India. Così intanto la facciamo così e poi la facciamo perfetta. Volete ora, sì, Mercedes, scusate. Eh,
Finora, però la Mercedes ha la precedenza. Io direi di fare Mercedes, ragazzi, che è comunque il paese, come si dice, cioè il motore della Force India. Cioè, ok, quale mi consigliate? Allora, andiamo sui top. Così me lo segno anche che vado su. Allora, tu. Vediamo, quale mi consigliate? Quello proprio più cattivo? Quale mi consigliate? Cioè, io vorrei evitare questo gigante, magari. Io vorrei prendere questo qua, sinceramente. Mercedes-Benz New Actros Gigaspace. Quello rosso, questo qua allora. Questo non posso perché non ho il livello, cazzo. Peccato. Ok. Vai, andiamo. Allora, qua direi di tenerlo così perché così fa cagare. Vai. Allora, io però ho bisogno di che se deve essere bello forte. Però che la manovra, sì, cazzo, per la manovrabilità non. Mamma mia. Come mettiamo? Qua siete voi gli esperti, Fio, io non mi refo tanto. Cioè, cosa facciamo? Facciamo, come si dice, lo bilanciamo o no? Oppure lo mettiamo per i carichi pesanti? Quale mi consigliate? Aspetta, il prezzo, il più costoso, questo medio, più manovrabilità. Ciao, oh! Petulla, ciao Petulla. Come lo faccio? Questo qua lo facciamo visto che ci ispiriamo alla Force India, lo facciamo con la manovrabilità. Poplio, non c'è più Poplio. Bene, ne ho altri col carico pesante, dai, teniamolo così, dai. Qua però a cannone, Fede, dobbiamo esplodere. Mettiamo il più potente. Rapporti. Oh là. Questo mi piace. Questo mi piace. No, il Perossa, poco a poco il Perossa. È venuto passato prima il Perossa. Facciamo exclusive. Vabbè, sì, lasciamo esclusivi. Cioè. Ok, adesso. Colore, ma c'è, però possiamo fare un colore, cioè, ho bisogno di un triplo colore però. Sì, non così magari, grazie. Dove la trovo adesso? Allora, aspetta un attimo. Allora, che bisogna capire però che livrea mettiamo? Vogliamo mettere una livrea seria? Cioè, quale mi consigliate? Questa è semplice. Deve essere, ecco questa forse. No, dobbiamo farlo rosa, ragazzi. Non posso usare come si dice, non posso usare le bandiere, non ha senso. Se lo so fare da Force India, raga. Però sono belli. Michelinotto. Allora, proviamo così. Proviamo. Allora, sul bianco. Si proprio rosa Force India. Speriamo di beccarlo. No.
Aspetta un attimo. A me sembra circa così, però non sono convinto. No, 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 calma. Allora, come lo posso... Così è troppo. Facciamo le tricolori intanto che sono le sicuramente più semplici. Ok. Non mi piace sto rosa però. No, ho sbagliato, scusate, aspetta. Ecco, sì, 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 avete ragione. Eccolo qua. Questo lo salviamo. Questo è già, è già più rosa, però cioè, vorrei la livrea della Force India, cazzo. Però ci vuole anche il nero perché la Force India ha qualcosa di nero. Ecco, così potremmo farla. Però potrebbe essere anche il Palermo. Eh sì, infatti, Michelotto. Però, so così, però io non vorrei metallizzato, però, cazzo, cioè mi fa cagare così, cioè... Vabbè, salviamo i colori, lo mettiamo qua. Vabbè, il bianco ce l'ho. Eh, sì, sembra il Palermo, Vediamo altri libri, cioè così, però... No, aspetta. Così diventa scuro, però. No. Non sono mica convinto, però, Vai, vai, vai. Sti rosa fanno cagare. Cioè, più che il rosa in sé è brutto, cioè non è metallizzato. Proviamo così. Non c'è il nero, però... Lo so, ma non ho tanti livrei, cioè dovrei fare la livrea... Vabbè, intanto lo facciamo, secondo me così è un po' più bello. Cioè, tra virgolette, molto tra virgolette. Vabbè, proviamolo così. Poi, qua piazziamo questo perché deve essere con tante lucette. No, queste no però. Ci mettiamo... Cazzo, no, ci sono... È che non sono proprio rosa. A sto punto è che bianco non mi piace, cioè bianco si vede poco purtroppo. Allora, vediamo. Potremmo farle così a sto punto. Proprio un Force India a manetta. Ok. Ok. Qua abbiamo qualcosa di decente. No.
cos'è che mi toglie? Non ho capito io. Aspetta. Con la griglia funzione bene. Ah, ok, mi toglie quella là. Proviamo? Ah, fa così, fa che... No, non mi piace, mi fa cagare. Mi fa abbastanza da cagare. Devi far tutto, ma vaffanculo, va. Ah no, meno male, meno male, meno male. Ok. Ma ci mettiamo queste. Non c'è il nero purtroppo. Qua mettiamo bianco, visto che comunque la livrea è anche bianca. E vai di panterona. Qua mettiamo il tele Pasqua, così non li facciamo sempre uguali. Allora, qua vedi, solo questo posso mettere, che palle. Aspetta, mi si è cancellata la chat, bene. Ok. Non mi piace. Vai. Qua ci piazziamo. I più piccolini come sono? No, teniamoli la stessa grandezza. Vai. Vai. Sì, lo sto facendo un po' veloce, ragazzi. Dopo, se mi arriva la livrea ufficiale, andiamo di quella. Ecco, fallo, bene. Bene, vedo che la chat sta prendendo una bella piega. Cromato mi piace. La bandiera non serve. Ok. Ok. Gomme Pirelli per forza, cioè, mi sembra anche abbastanza oggettivo. Allora, Pirelli, che sbordo Pirelli? Beh, c'è la neve a questo punto, la cazziamo. Perfetto, allora li mettiamo queste e siamo tranquilli. Pirelli e Pirelli con la neve mi sembra perfetto. Ne manca una di Lucina, dove? Dopo controllo, sto sistemando un attimo le gomme. Ok. No, 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 no. Fanculo. Allora, dov'è che manca? Allora, ci sono. Ah, qua. Ok, grazie Terence. Ok, qua ci sono tutte, perfetto. Cioè, dobbiamo mettere per forza Pirelli, cioè... Allora, qua dobbiamo colorarle assolutamente, cioè, non possiamo non colorarle. Vediamo. No, però la cerchione mi piace così. Cromato. Mettiamo Chrome. Mettiamo... vediamo. Per chi si sta collegando adesso, non ho tendenze, però... Cioè, non ho tendenze omosessuali, con tutto il rispetto, ma stiamo facendo il camion della Force India. Ecco, non voglio, preferisco magari dire sta cosa per sicurezza. Vanity Paint. Ok. Uh, ci sta.
Cosa avevo messo? Non mi ricordo più bene. Allora, Chrome, Vanity. Ok. No, ma non sono gli stessi. No, no, che è giusto, non sono gli stessi. Ok. Qua sono di Vanity. Allora, ok. E ok. Ragazzi, sta venendo fuori il capo lavoro. Ok. Mettiamo Vanity Fair e ci piazziamo questi. No, no, non sono, sono un po' rincoglionito, ragazzi. Ciao, ciao Fioi. Poi le mettiamo. C'è di più questo. Però non posso metterci le lucine, peccato. Beh, il camion c'è, insomma. Ok, è un camion molto semplice, poi ripeto, spero di mettere... Sì, sì, per il Puttan Tour, per il Puttan Tour. Allora. E adesso qua deve essere anche qua molto trash. Allora, bello, ma sti volanti qua, non c'è un volante rosa? No, purtroppo no. Allora, tutto quello che è rosa o che è Force India. Qua di rosa ho paura. Che non abbiamo niente. Vabbè, qua lasciamo perdere a sto punto. Allora, ci sarà qualcosa di... Cioè, diamo la priorità al rosa. Allora, madonna, ma che sfiga, oh. Sempre il cambio. Vabbè, ma poi metto la livrea ufficiale, cerco di farmela... Non so se qualcuno è capace, cioè, sinceramente. No, ciao. E qua cominciamo con l'orsetto rosa e si comincia, raga. Si comincia in maniera veramente beffarda. Vai. Oddio. Allora, altre cose rosa. Allora, vedi. Là, qua. Ma siamo anche sculati, però, eh? Siamo anche sculati. Allora, allora. La terza cosa, però una cosa riconducibile alla Force India. Beh, potremmo mettere una macchina da corsa, dai. Si può mettere un uomo. Qua mettiamo... Non ci credo! Ai, 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 ai. No, l'uomo no, però, questo non potete chiedermelo. Piuttosto... fatto un po' male, però. Dai, no, dai, in realtà neanche tanto. No, dai, ci può stare. Ci cazziamo, andiamo in giro con... Ah, andiamo in giro così, fai, basta deciso. Na, 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 na. Qua non... No, c'è Purple! Ciao, Fiori. La fortuna ci assiste. E qua? Allora, qua, intanto, non c'era. Boom, 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 boom. Qua sarebbe la chicca finale. Il chiccotto. Il chiccotto. E il chiccotto c'è. E il chiccotto c'è.
Ragazzi, siamo veramente fenomenali. Cioè, abbiamo veramente raggiunto l'apice del rincoglionimento. Cioè, Fiori, siamo all'apice. Ok, 288.000 euro per sta merda. Va bene. Ragazzi, si conferma in maniera aggressiva proprio. Si conferma in... No, no, no. Oh. Mm. Acquista. Intanto ciò non ho purtroppo... devo metterlo qua. Ok. Perfetto. I dadi pelosi. Ci sono, beh, dopo li sistemo quando ci sarà il video con la livrea Force India ufficiale, ce la godiamo. Allora adesso, aspetta, cosa devo fare? La gestione garage. Allora, Venezia. Guarda che puttana non è anche questa, sì. Allora, guidalo. Ok. Fino ci siamo. Per il tappone finale, madonna, quanto stiamo cazzeggiando, raga. Non lo voglio neanche guardare. Sono sistemare alcune cose qua. Allora. Gestione. No, no, gestione garage. Allora. Io c'ho. E qua però. C'è questo vuoto. Sì, non ho altri autisti. Devo prendere l'autista. Allora. Puttanone, allora. Vilma, dammi la clava, vediamo. Se ce ne sono di più belle, delle sono di più belle. Sta rossa qua. No, questa, ma no, questa cancelliamo. Alicia, Madonna, forse è più bello Donald. Mi tromberei Donald piuttosto di sta Alicia, mamma mia. Ok, ok. Questo è un bell'uomo. Questa troppo cool per i miei gusti. Anche se sono un rabo rosa ci potrebbe. Questa è carina. Questo è un uomo. Questa è una vecchia. Questa è carina. Questa. Però forse su quello rosa. Che dopo, chiaramente, quando esce il DLC Italia mi faccio lo Scania, quello perfetto, con tutte le robe che amo. E quindi ci sarà la macchinetta della Ritorno al futuro, ci sarà. Prendiamo lei, Maria, che dopo la cazziamo su questo, perché ci sta, è bella, bella cool. Non è proprio il mio tipo, però intanto la cazziamo qua. E dopo vai sul rosa, non preoccupate, tanto se fai qua in Romania a fare pompe. Partiamo sempre con lungo raggio all'inizio, lungo cacchio, ok. Siamo in 53 fino a che credo. Ok, e vabbè, questa la mettiamo sul rosa e dopo prenderò le biondacce. Buono, vediamo se qua qualcuna a lungo raggio. Allora, Zanetta bilanciato e tutti questi ancora devono creare. Quando finiscono, va bene, dai. Siamo pieni di roba, ok. Offerte di lavoro. Ma per me esce venerdì, cioè Insta Gaming mi ha detto che esce venerdì. Me l'ha scritto proprio. Dopo non so, sinceramente. Allora, uno vicino però, Fei. È verso est. Non c'è Klagenfurt, è proprio giusto. Fa cuore. Bratislava, quello che devo fare prima. Scatole vuote. Bello portare scatole vuote. Soddisfazione. Bello. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ricordo sempre Comenda_Veneziano Instagram, Telegram Comenda Veneziano. Se volete iscrivervi al canale iscrivetevi solo se siete come me, cioè con tendenze un po' force indiane. Ok. No, raga. No, raga, questo è il capolavoro Maximus. No, con la lucetta di Darth... No, ciao. Capolavoro Maximus. Capolavoro Maximus. Ciao Fabi, Tara.
sono le luci? Perché non ci sono le luci? Cosa ho sbagliato? No, ragazzi, panico. No, andiamo a prendere il carico un attimo, però non capisco sta storia. E dopo andiamo in officina, ma... Aspetta. No, forse ho capito. Eccole qua. Mamma mia, panico. Che cazzo? Panico. Eccoci qua. Adesso siamo cool. Il camion di Malgioglio, fioi. Ci siamo, Beppe. Ci siamo. No, raga. Mamma mia, raga, come stiamo andando bene. Ecco. Oh, finalmente frena, ma con male. Ciao, fioi, ciao. Madonna, che deficienti che siamo. Cioè, l'ignoranza di questo camion, raga. L'ignoranza di una delle più pure, figlio. Una delle più pettanate. Ho voluto vedere la roba. Meno 7 gradi, che spa. Mego io. Ok, il pieno ce l'abbiamo in maniera prepotente, chiaramente. Allora, dove cazzo sta? È già finito? Ma ho sbagliato io allora? Ma stiamo scherzando? No, qua... No, questi sono i misteri della vita. Cioè, ma so... Ma perché? No, ragazzi, ma ho sbagliato io? Cioè... Vabbè, andiamo qua. Ho sbagliato strada. Scusate ragazzi, l'emozione del camion... Ah sì, giusto. Scusate raga, è l'emozione... L'emozione di avere la forza... No, che credo. No, che credo. Ma solo io. Ma perché solo a me? Ma che cazzo? No. No, vabbè, ma sono... non ci credo. No, non ci credo. Il cambio, no. Fermiamo Malgioglio. Ecco. Non riesco più a fare un viaggio. Perché, ragazzi, ve l'avevo detto, neve uguale vaneggi come indiani, l'avevo detto. Madonna santa, è inaccettabile. Dimmi che non passa nessuno. Ciao. Hai ragione, Tesco, Tesco. Non mi sono proprio rifatto. Era il camion di Malgioglio. Allora. Sì, lo so Lorenzo, lo so, non vedo l'ora. Eccolo qua, eccolo qua. Ma perché non è, scusate, adesso non createmi il disagi. Mi ha scritto il signor Instagram. Sì, Instagram, ciao, Instagaming.
che se volete comprare giochi col mio account, col mio link, non so che cazzo c'è di diverso, che io sono fantastico, però non so neanche le cose che faccio, cioè, sono bellissimo. No, dicevo, a parte gli scherzi, mi ha scritto che arriva il 30 di novembre mi arriva le cose. Cioè, me l'ha detto loro, cazzo. No, hai già il DLC, ma come? Mi spieghi un attimo, no, se c'è adesso, non so se c'è vero o no, perché cioè, non ti conosco, vecchio mio. Però se è vero, mi spieghi, c'è Venezia, c'è il Ponte della Libertà, cioè o arrivi praticamente a Porto Marghera. Cioè non c'hai il Ponte della Libertà, cazzo. Non ho capito niente neanche io. Oh, non capisco un cazzo neanche io, non sto ancora cosa sto dicendo. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. E questo sarà il camion Force India. Io spero che. Ma nessuno sa fare. Mamma mia, nessuno sa fare le mod, le livree fatte bene. Ma meno male che adesso ho la fisica normale, è impossibile, cacchio. Ciao Marco. Oh, Marco01. Ecco, Marco01. Hai visto le faccette che mi ha fatto Terence? Per piacere. Se sono secondo, solo se sono secondo, lascia strada al Cume. Ho la Forcini anche qua adesso. Vedi qua, siamo a Mestre. Qua stiamo andando verso Mestre con la stazione di qua. Di là è Marghera. Sono arrivato da Marghera praticamente. Vediamo se ci risponde caso time, speriamo. Che figo, però arancione così, non sta tanto bene arancione rosa, però. Vai. Eccolo qua Terence. Marco, guarda che Terence ha nel cilindro l'ultima faccetta che è qualcosa di epico. Manca solo Mito, che Mito dopo le 7 basta. Mito dopo le 7 muore. Ti spiegavi perché Mito dopo le 7, io non so, o Mito ha veramente delle robe porno, non so, porta ragazze, o non lo so. Cioè lui dopo le 7 basta. Camion rosa, Force India. Ma chi è Mirko? Coso? Mito? Ma chi è Micro? Sto capendo un cazzo. Eh sì, come tendenze forse indiane. Sì, Mito alle 7 non c'è più, cazzo. Potrebbe giocare di sera anche con Mito, ma non c'è mai. Ah, ok. Ma Paul, ma dopo giochiamo a football, perché se voi non lo sapete, ma c'è siamo il trio delle meraviglie, io, Paul e il Boldi, facciamo una stagione su Football Manager, io col Venezia, lui col Lecce e il Boldi con la Lazio. No, Mito so che è Mirko. Ah, eccolo, Micro, vabbè. Giusto, è vero. Bene, bene. Sì, sono andato io. Comunque, Mito, ciao. Paul, manda un messaggio a quell'omosessuale del Bode. E scrivimi se dopo giochiamo. È vero, è vero. Il camion rosa pompa però. Tom Cruise Control. Vedi, con la fisica così vai molto meglio, eh. No, non la registriamo, Michelotto. Grazie, Paul. Sì, Paul, però se hai i nomi pronti li devi fare tutti nella prima volta perché poi dobbiamo fare le prime partite, eh. Perché sennò bocciatura per Paul. Ciao Mike Castle.
Mi hai sentito per caso Time sul fatto di Venezia, se c'è il Ponte della Libertà nel DLC finale? E anche se esce venerdì, come mi ha detto Instagaming. Cioè, mi ha detto, me l'ha scritto quando ho comprato la roba. Michelotto mi odia, benissimo. Il multiplayer devo provarlo. Mi spiegherà Terence o Mito quando avranno voglia, insomma. Sì, cosa? Esce venerdì o sì c'è il Ponte della Libertà a Venezia o sì tutti e due? Ok, Paul, tu senti tanto il porco. Sì, adesso finisco sto viaggio e dopo ti apro Football e ti fai le offerte. C'è di tutto e di più. Ma posso chiederti come hai fatto a avere il DLC prima? Cioè, sei un beta tester, sei un figo? Cioè, chi sei? No, perché sono curioso, cazzolina. Oh, Dylan, ciao Dylan. Dylan, no, forse è Dylan. Vai, andiamo di Tom Cruise, andiamo pianino che voglio leggere. Ah, un beta tester grande, vecchio, grande. Vabbè, speriamo, dai, comunque esce venerdì, allora me lo confermi che esce venerdì il DLC. Ah, un'altra cosa, se c'è Roma, Napoli e Firenze solo ho visto il coso, però non ho visto Roma e Napoli se ci sono. Questo ti volevo chiedere, grazie. Ciao Marchisio. Ok, grazie, 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 grazie. Ah, aspetta, no, scusa, a questo punto ne approfitto, c'è un beta tester. C'è solo Bolzano come città, ma ci sono tornantini, cioè c'è strade di montagna impegnative. Che vorrei, c'è solo Bolzano, peccato però. Ci hanno fatto bene a generare Montella. Non c'è Bolzano, ci sono stradine di montagna ignoranti. Guarda sto qua, ma come? Comunque devi dire ai tuoi amici di SCS là, del fatto che devono mettere le stagioni con la neve, la pioggia battente o meno battente, nebbia, sole pieno, queste robe qua. Ok. Sì, sto camion sta veramente dominando, Salviamo. Vai. Bravo. Sì, devo farlo, cacchio. Il caso Time storico, grande caso. Mi devo leggere anche il telefono, cazzo. Scusate un attimo, oddio. Tom Cruise. Ok, ok. Speriamo, sì, dovrò sistemare le stagioni. Anche una carriera diversa, nel senso mettere un calendario tipo con le stagioni, chiaramente, tipo 1° gennaio, inverno, non so, la domenica riposo, i danni diversi, così il Cubo può fare ancora più danni. Però comunque non puoi dire niente alla fine è grande gioco. E il Telepass c'è in un DLC che ho scaricato, mi sembra, quello là quello sul workshop, quello con 5 stelle. Lo so, comunque ho
Ho visto un po' da Mito la beta 1.30 fatte bene. Ho visto Genova per esempio, ho visto, è fatta molto bene. Venezia so che è difficile cazzo da fare, cioè... Ecco qua per leggere le cose vado a sbattere. Sopra del bode, ecco, aspetta. Ok, perfetto Paul, grazie, sei un essere meraviglioso. Finiamo qua, dopo ti apro Football Manager e così ti fai un po' gli acquisti intanto, così dopo siamo a posto, perché devo andare un po' avanti, perché ci abbiamo fatto in 4 ore, un mese, cioè, è un po' dura. No, se Montella va in nazionale me ne vado. Infatti, io ho sempre detto, nessuno vuole andare in nazionale, i grandi allenatori non si rischiano di andare su una nazionale così. Ventura è andato perché è un allenatore di merda e si è visto. Però senza il DLC neve, cioè il DLC neve, senza la fisica è tutto un altro guidare, ce l'hanno fatta troppo impestata. Paghiamo. Sì, sì, ci sono anche nuovi Scania, molto bene, poi penso che ne comprerò subito uno se posso farcela col livello, speriamo. Perché purtroppo ho perso, c'ho l'icona da livello 30, che palle. Tutto da capo devi fare. Vediamo di cosa è fiero caso. Allora, cosa... Sì. Sto leggendo, non riesco a guidare dritto purtroppo. Guarda che bello però. A parte il camion che è meraviglioso, ma... Stupendo questo punto. Questo era screenshot, aspetta. Lo devo fare. Aspetta, però si deve vedere un po' di più. Veloce. Vai. Perfetto. Io l'ho già comprato il DLC, l'ho già comprato oggi. Per quello dico oggi l'ho comprato e mi ha scritto il gioco arriverà o il 30 o il 1° dicembre. Sì, venerdì 1° dicembre. E sabato 2, sì, alle 23:59. Quindi se lo scrivono loro non vedo perché non deve essere così, cioè. È che si pompa. Tom Cruise, ciao. Sì, poi 13 euro ragazzi, regalato proprio. Vai. Dopo questo compreremo un garage in Germania e lo lasciamo là. Una volta che... Perché purtroppo l'India non c'è. Forse sulla mappa di Mario c'è, ma qua no. Siamo in Österreich. Ma perché le gallerie, beh, d'altronde c'è una moda ragazzi, è impossibile, ci vuole troppo tempo e nelle gallerie no, dopo sì. È stato anche troppo bravo secondo me, a mio modestissimo parere, questo che l'ha fatto. Con il Mercedes Force in the... Beh, ecco, per esempio American Truck
dovevano mettere subito tutti gli stati, o quantomeno la maggior parte, e là sì che hanno l'occasione di mettere la neve, cazzo, se fanno gli stati super del nord, se fanno... cioè, no, niente, proprio li sta sui coglioni mettere la neve, cioè, che è una delle cose fondamentali in un gioco di camion, perché è bello guidare con tutte le condizioni climatiche della storia, cioè, dell'umanità, del cuore, cioè, nel senso, cioè, insomma, bisogna fare queste cose, no, perché sono andato, no, mi manca il DLC, l'ultimo, New Mexico, no? È New Mexico l'ultimo. L'ultimo stato uscito mi manca, però ne ho messi troppi pochi, secondo me. Non pensiamo al calcio, va che è meglio, salviamo. Cazzo vado? Oh, sono come la veneziana delle key, beh bene, come si fa? Cioè c'è un modo per queste key, per vederlo, perché sono rimasto un po' male American Truck, perché già i camion americani non mi fanno impazzire, sono sincero, rispetto a quelli europei. Però cazzo, gli stati americani sono molto diversi uno dall'altro, però sono partiti con tutti quelli a ovest e tutti uguali. Cosa ho fatto? Boh, non avevo capito questo. New Mexico. Devo andare da Venezia a Bratislava e si chiude la Live. Va bene, caso, se volentieri, cioè, ti ringrazio, sei molto gentile. E aggiungimi Commenda Veneziano, vai su Facebook, Commenda Veneziano, aggiungimi là, scrivimi ciao, sono Caso e ci sentiamo. Grazie, gentilissimo, veramente. Cazzo l'è? Ciao, Fly Simulator. Ma cos'è l'aeroporto di Vienna? Di Klagenfurt? Che cazzo l'aeroporto è? Aeroporto di Klagenfurt. Grazie. Grande Dylan. Guardalo, che ignorante! C'è Lord Fener che mi sta guardando un po' male, però adesso. Ciao Crea YouTube. Sì, ho visto Pirchio. E dovrei riprendere anche Pro Cycling, cazzo. Grazie, Caso. Che gentile, veramente gentilissimo. Però devi dire a quelli della SCS là che su American Truck, se vogliono la realizzazione perfetta del gioco, devono mettere gli stati dell'est e tanti stati di uno diverso dall'altro, perché l'America ha di bello che i suoi stati sono molto diversi uno dall'altro, quindi può divertirsi molto, cioè ci può sbizzarrire, ecco. E se almeno là mette le stagioni sarebbe cosa buona e giusta. Grazie, sei un figo anche tu, come tutti i comendiani. Ciao Ibrahim Ibro. Buonasera. Metteranno loot al Texas, va bene. Però tutti di là devono cominciare a spostarsi, perché te stanno già spostando un po', però lo riprenderò American Truck, dai. Solo che ho i camion che fanno cagare. Cioè i camion sono brutti secondo me, i camion americani sono tutti uguali secondo me. Sarà una questione di abitudine? Oddio, questa è una brutta strada. Sono col Tom Cruise, Force India, Ocon, gran sorpasso sul Grosjean. E adesso va su Bottas, ok, Bottas, Raikkonen. Adesso c'è
il Super Hamilton e lo può vincere. E va a vincere il Gran Premio di Graz. Yes. Sì. Ciao bello. Camion Force India domina, ragazzi. Camion Force India domina a cannone. Salva. Oh, sto guidando senza mani, mi sto stiracchiando e c'è... Secondo me, per concludere la grande Eurotrack, devono mettere assolutamente Spagna e Portogallo, Finlandia, perché non ha senso mettere Svezia, Norvegia e Danimarca e non mettere la Finlandia, poi cazzi la Grecia, tipo qualche città, Bulgaria, robe così, e basta, perché Russia, Ucraina, cioè quelle sono troppo distanti, cioè sinceramente è troppo dura. Però se tu ti fai la tua Spagna, il tuo Portogallo, la tua Finlandia, la tua Grecia, la tua Bulgaria, cioè... vabbè, Croazia, sì, Croazia, Serbia, Bosnia, finisci così, cioè che cazzo te ne frega, è perfetto. Cioè, secondo me no, caso time. Dai, il commenda veneziano è un appassionato di Eurotrack, giocava anche a Eurotrack Simulator 1 e ha giocato a tutti i simulatori di camion possibili. Questo gioco l'ho preso quando ancora nessuno ne lo portava su YouTube e ne sapeva cos'era. Cioè non sapeva niente di questo gioco. Quindi c'è il Cumendone che vuole fare anche lui il beta caster, il beta tester e parlare con tutti. Mi offro volontario. Gli sponsorizzo tutti i giochi che vuole. Perché le potenzialità sono infinite secondo me di questo gioco, ancora più di Fly Simulator da un certo punto di vista. Anche se è chiaro che Fly ha delle chicche che chiaramente non può avere questo gioco. Sto leggendo, sto morendo, leggendo... LOL. Sto vaneggiando un po', vecchio, è da un po' che non mi sparo dirette dove vaneggio, quindi ho bisogno un po' di cazzeggiare, però io sono disponibile a fare qualsiasi cosa per l'SC, non mi ricordo mai neanche il nome, quindi pensa quanto bene mi vorranno, però... Se è vero, hai ragione. Ah, io l'ho preso nel 2011, può essere 11 o 12, non mi ricordo, appena è uscito, il giorno stesso che è uscito l'ho preso. Devono rifare la Germania, chiaro, l'Islanda, cioè, ma devono fare la Norvegia, cioè, la Finlandia, cioè, non ha senso aver fatto le altre città e non la Finlandia. Io non penso che sia un lavoro impossibile come lunghezza, cioè secondo me cioè, rilasciano i DLC con un po' troppo lenti, sono secondo me, se posso io li farei pagare, magari li fai pagare un po' di più, però li rilasci prima. Cazzo, Braga, che bello, cavolo, bello. Grande, cavolo, ma tu caso di dove sei? Quanti anni hai? Quante donne hai? Paul Heyman intanto è un po' sparito, Paul è sparito. Io guardo con una mano solo, mamma mia. Qua rischio. Cazzo, no, è finita, mamma mia. 18 anni de Milano, grande. Quindi milanista, spero. Lo so, vecchio. Sì, Paul, tu devi scrivere sempre, Paul. Un mondo senza Paul, anzi, il canale del Cume senza Paul è come un bode senza patata, non ha senso. Grande caso.
Però sta mod della neve è molto molto interessante. No, no, no. Dai, siamo arrivati ormai. Tappona bellissima. Adesso vado subito sul sito di Eurotrack a chiedere una livrea della Force India. Speriamo che ci sia ancora qualcuno che fa queste cose. Se no, ragazzi, se qualcuno lo sa fare, cioè, se do la foto sarebbe veramente un sogno. Cioè, penso che come minimo gli do un bacino sul nasino. Devo arrivare, Dylan. Cazzo, mi ha dato però una bellissima idea, Pirchio, però solo se ho la livrea Force India. Se ho la livrea ufficiale Force India, visto che c'è il Giro d'Italia, la Gazzetta, il Rosa, sì, solo che però c'è avere il profumo, cioè l'interno li ho messi solo perché sono rosa, ma mi fanno abbastanza cagare. Però è un'idea, bravo Pirchio, bravo. Ecco. Sto trascorrendo il tuo canale. Grazie Matteo Filipponi, grazie. Sono anche su Instagram se vuoi, tanto che non mi segui, commenta _ veneziano e puoi seguire il Cume nelle sue fasi più porche. Perché so che il mio canale ormai è abbastanza andato, purtroppo lo so che gli iscritti sono sempre, cioè non salgono più tante visual, però me ne frega un cazzo, cioè lo sapete, io ho sempre avuto il mio lavoro, i miei guadagni, cioè la mia vita non è YouTube, non lo sarà mai, anche se tipo, non so, arrivavano, io lo dico al massimo, sono arrivato a 300 euro al mese io di massimo, adesso ne prendo 15. Cioè non esiste che il mio lavoro è YouTube, cioè per fortuna ho delle ambizioni un po' più importanti. Ah, ti seguivo, come non ti seguo più? Non lo so, avrò vaneggiato perché io non. Cioè, io seguo tutti, cioè un po' a caso, schiaccio, quindi mi dispiace, beh, ti riseguo allora se non ti seguo più. Scusami vecchio. Niente, purtroppo nessuno sa fare le cose, vabbè, giusto così, nel senso. Voi siete i cumendiani non hanno il dovere di fare mod. Oh madonna. Perché così tu su un colpo nuvoloso? Che figo! Bella questa. Mi piaci. Mi piaci. Tanto, tanto. Oro Logistic. Dai che siamo arrivati. Che stress. Lorenzo Blandoni, se mi ricordo volentieri, signor Blandoni. Ah, ecco perché è nuvoloso. Inizia a andare, raga. Sì, il 2013 è stato l'anno che mi ha consacrato anche. Dopo Fly Simulator che mi ha dato la notorietà, sì, notorietà nel senso parlo sempre in termini di cazzate, che mi ha dato qualche iscritto in più. Dopo MotoGP, MotoGP non la portava nessuno, cioè io ho cominciato quello che gli altri hanno guadagnato, cioè. Adesso mi basta solo le Olimpiadi, speriamo che sia solo un'esclusiva cumendiana. Ciao Fabrizio Pizzi. Ok. Adesso aspetta, sta nevicando di brutto, non devo un attimo seguire la strada perché sennò. Tanto. Mi piaci. Le Olimpiadi. Lo so, quella modalità là ha veramente scritto pagine indimenticabile proprio, in inglese puro, lo so. L'ultimo PES devastante proprio. Sì, lui mi ha scoperto su Pro Cycling, grande. Anche dovrò riportarlo anche.
Notte, io sono il commenda ufficiale, ti ho visto sulle live di Tony Tubo, ti ho anche scritto ma non mi hai letto. Bratislava esplorata, io vado dritto, ti prego. Attenzione, attenzione, attenzione. No, 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 no. Salvato. Ciao, io faccio quello che posso, ho fatto anche tanto col livello di difficoltà che avevo, insomma, cioè dopo ognuno ha i suoi livelli, ecco. Sono diventato anche dislessico ormai, cazzo. Io neanche non guardo, sono gli altri che devono guardare. I finali di serie, i finali di serie, il finale di serie Pro Cycling sfido io a trovare poi come MotoGP, vittoria all'ultimo, Formula 1, quelle sono le mie chicche, ragazzi, ognuno ha le sue. Ma magari quando lavoravo di meno, e meno male che adesso lavoro di più, a parte questi 2 mesi che li ho fatti di malattia purtroppo, avevo tempo, poi ero tra virgolette più giovane, quindi meno pensieri, dopo successe tante cose, da perdita di mio papà, tante robe. Purtroppo la vita non è sempre rose e fiori. Oh, no, perché? No, uso XSplit, no, XSplit, XSplit, non mi ricordo più cosa uso. Adesso te lo dico. Ottimo lavoro, ottimo direi, ottimo direi, ottimo direi. Dai, ci stiamo avvicinando al livello 20, perfetto. Molto bene raga, allora io spero nel prossimo video FM18cc lo porto, non preoccupatevi. E niente raga, dai, prossimo video spero di avere la livrea ufficiale, speriamo che qualche buon gentiluomo possa magari creare questa cacchio di livrea. Salviamo, io vi ringrazio perché siamo stati veramente in tanti per essere insomma un canale morto, ma se c'è lo zoccolo duro il canale non sarà mai morto. E quindi per questo vi ringrazio sempre, adesso vi saluto. Buonanotte, poi ci sentiamo se ti apro Football Manager, su Skype mi collego dopo. E così intanto devo fare la richiesta della livrea. E niente ragazzi, un saluto a tutti, buonanotte. Ringrazio tutti, ringrazio tutti quanti, veramente. Raul e Radu fa fanculo, mi dispiace. Ehm, questo va bene, dopo. Ciao Kuma, Michelotto. Ci sentiamo su Telecaz, sì, Terence. Grazie ancora per i lavori che hai fatto. Gentilissimo, veramente. E con l'ultima chicca ci sarà da ridere con il buon Mito. Ciao Zinkar, mi hai fatto sbattere, grazie Zink. Ciao Caso Time, grazie per gli aggiornamenti e grazie per la case, è veramente stato no gentile di più. No, Brandoni, siamo noi su Skype, facciamo le partite, però vedi Brandoni, dovevi iscriverti al Fantacalcio Comendiano. Allora potevi, quello era perché il prossimo anno facciamo l'asta, siamo tutti su Skype, quindi il prossimo anno vi voglio sul Fantacalcio Comendiano, che devo anche domani ci sarà il video, anche perché ho fatto un video delle ultime giornate, quindi ci sarà il video che riassume un po' la season. E niente ragazzi, vabbè, ok, grazie. Caso, un abbraccio a tutti, ciao Matteo Cardinale, ciao a tutti, ciao Luca Bortot, ciao a tutti, belli e brutti. Comunque, XSplit è il streaming.